campionati, siamo con Giulia Reginato. Giulia, oggi è stato un Vittorio Veneto che ha subito molto per quanto riguarda i cartellini rossi. Sì, mm, sì. Due cartellini rossi cioè per me, per quanto mi riguarda, assolutamente. Ma non so cosa dire, non c'erano, nel senso che nella prima occasione Elena Virgili era assolutamente davanti all'attaccante. Nel secondo magari sì, era più fraintendibile, magari l'arbitro ha visto una cosa per un'altra, Comunque ma per il resto. forse è più nitida la seconda che la prima, dici. Assolutamente sì, cioè la prima proprio non c'era neanche discussione. La seconda non c'era, io ero lì, però diciamo che nel dubbio ci può stare l'errore, ecco. Comunque sei stata determinante in più occasioni. Sì, boh, sono stata determinante ma non nel risultato, nel senso che io vorrei arrivare a fare una partita dove sono determinante, dove il risultato è a favore nostro. Perché essere determinante sull'1-0 e finire una partita 1-0 sicuramente è una partita sofferta dove abbiamo rischiato addirittura il pareggio in 9, quindi però essere determinante in queste situazioni mi lascia sempre un po' l'amaro in bocca perché sì, perché alla fine i 3 punti non li portiamo a casa e io sicuramente posso fare una prestazione discreta, però mai abbastanza. Dicevi dell'occasione sui piedi di Da Ross nel secondo tempo, da calcio d'angolo, peccato proprio che sia uscita di pochissimo. Sì, di un niente, l'ero convinta, io addirittura dalla mia porta ero convinta, ero lì che stavo aspettando solo l'esultanza del pubblico perché ero convinta fosse dentro. E quando ho visto che è uscita, mi sono detta, ma una giusta noi non va, però va bene così, dai, insomma. Ora arrivate decimate alla prossima sfida contro il Tavagnacco, purtroppo. Sì, purtroppo sì, Elena c'è l'assenza di Elena, Virgilia e Francesca, sì, da Rossa si fanno assolutamente sentire, però abbiamo una rosa formata da 18 ragazze, quindi sono certa che chi giocherà al posto di Da Rossa e di Virgili sapranno dimostrare insomma quanto valgono e possiamo assolutamente fare un'ottima partita. Grazie Giulia. Grazie a voi. Siamo con Anna Ineruber, Anna, vecchia conoscenza del calcio che hai giocato contro il Vittorio Veneto in ritiro. Ora sei qui a Riviera di Romagna, oggi hai segnato il gol partita su punizione, veramente una bella punizione la tua. Grazie. Sì, è stata una partita difficile, sia visto dal punto di vista che tutte e due squadre abbiamo saputo che per salvare dobbiamo vincere, quindi abbiamo dato tutto, alla fine bastava. Seppur in 9 il Vittorio Veneto, voi della Riviera di Romagna non avete però chiuso la partita con un altro gol, come mai? Come mai non avete chiuso la partita sul 2-0 magari? Siamo state poi un po', forse mancava un po' di concentrazione o un po' di fortuna anche che mancava, però già nel secondo tempo Vittorio Veneto, anche se mancava una giocatrice, ci ha messo sotto pressione. Comunque resta il tuo bel gol, il secondo in Serie A. Sì, sì, grazie, sono contenta che ho segnato oggi. Grazie Anna. Grazie a te. Bocca al lupo. Con Mister Fattorell, Mister, una botta e risposta subito, quale delle due espulsioni non ti è piaciuta? Beh, soprattutto la prima perché il nostro difensore era davanti all'attaccante, ha fatto spalla con spalla e l'arbitro ha deciso così, pazienza. E la seconda? La seconda sì, c'è stata una trattenuta per la maglia, quindi magari era più evidente anche se era già secondo me in caduta, comunque è giusta l'espulsione nella seconda. Vediamo la partita, c'erano in palio punti importanti, c'è stata una difficoltà iniziale del Vittorio Veneto, schiacciato un attimo dalla Riviera di Romagna, poi la traversa di Manzon, poi nient'altro si può dire, poi l'espulsione come dicevamo e da lì il Vittorio Veneto non ha più trovato la concentrazione nel primo tempo, nel secondo invece hai cambiato qualcosa e il Vittorio Veneto ha attaccato, Riviera non ha mai però concluso per chiudere la partita. Sì, all'inizio eravamo un po' contratte anche se non correvamo grossi pericoli. Poi dalle espulsioni in poi sì, c'è stata questa espulsione e un gran gol dell'attaccante della Riviera di Romagna su punizione che l'ha messa sul 7. Poi il secondo tempo siamo state brave perché in 10 le abbiamo tenute anche là
È ovvio che dopo verso la fine abbiamo rischiato su 2 o 3 contropiedi che anche in 9 era normale, però abbiamo rischiato anche in 9 di fare l'1-1 2 volte anche. Si può ottenere come nota positiva la grinta e la determinazione che anche in 9 il Vittorio Veneto ha dimostrato comunque. Sì, a fine allenamento, a fine partita ho detto alle ragazze che basta continuare così, con questa grinta, con questa voglia di salvarci, e secondo me ci può stare anche visto i risultati di oggi. Infatti proprio risultati eclatanti oggi. Sì, che dobbiamo giocare partita per partita e cercare di fare più punti possibili. Sappiamo che dobbiamo arrivare il prima possibile a 20 punti e là vediamo dopo. Turno successivo ci sarà il Tavagnaco in casa con parecchie defezioni oltre alle espulsioni. Sì, adesso in settimana ci metteremo a posto, vediamo quante infortunate riesco a recuperare perché abbiamo già 2 squalificate. Abbiamo 7 giorni di tempo, con calma, vediamo in settimana, cerchiamo di lavorare bene come abbiamo fatto questa settimana, poi sabato vediamo. La prova delle giovani, domanda finale. Beh, secondo me si sono comportate bene, anche se erano emozionate, sia la Ponte che la Tonon si sono comportate benissimo e hanno fatto vedere che possono starci con le altre. Grazie mister. Complimenti a tutti, salve, buonasera. Siamo con mister Marcelli, mister, un Riviera di Romagna che non ha chiuso la partita, essendo anche in superiorità, doppia superiorità numerica. Diciamo questa è la cosa che è stata più netta durante la partita, che comunque sia la squadra aveva giocato e impostato nella settimana la partita. Abbiamo giocato bene, il risultato è arrivato. Sicuramente non abbiamo giocato come dovevamo giocare, come abbiamo giocato male il primo tempo. Nel secondo tempo, giocando prima 10 contro 11 e poi 9 contro 11, dovevamo sicuramente chiudere la partita. Abbiamo avuto 2, 3, 4 occasioni nitide da gol e non siamo stati bravi e capaci di sfruttare queste occasioni. Poi per fortuna è arrivata comunque sia questa vittoria, anche se stretta con l'1-0, e sono 3 punti che a noi ci fanno veramente comodo. Si può dire comunque che il Riviera di Romagna ha sofferto un po' questo Vittorio Veneto nella ripresa? Sicuramente abbiamo anche visto la partita da fuori, cioè il Vittorio Veneto del secondo tempo, anche se era in inferiorità numerica di un uomo, non si vedeva. E il Riviera abbiamo sofferto comunque sia, abbiamo sofferto un po' il Vittorio. Poi a sprazzi giocavamo e creavamo delle occasioni, delle belle occasioni, solo che non eravamo in grado di finalizzare questo con il gol. E infatti poi è arrivato il gol in Ruber su una splendida punizione. Il gol di Anna è veramente stato un gran gol, arrivato comunque sia sull'espulsione della centrale difensivo, dopo una volta che con la suona era andato in velocità. E questa punizione comunque sia stata una punizione bellissima da parte di Anna. E questa punizione ci ha portato i 3 punti che noi, come ho detto anche prima, nella classifica ci fa veramente comodo e accorcia comunque sia nella bagarre salvezza, anche diciamo in mischia la Roma e forse anche il San Zaccaria. Hai dovuto fare un cambio al 10° del primo tempo dove hai dovuto rinunciare alla tua centrale di centrocampo, se non erro, la numero 8. L'esterno, Mastro Vincenzo, sì, che rientrava da un infortunio e subito ha avuto un risentimento, quindi abbiamo messo in campo la Bastianelli e abbiamo comunque saldato quel modulo nostro. Sono 2 caratteristiche diverse, una magari più portata comunque ad attaccare e spingere, mentre l'altra più nella fase difensiva. Punti fondamentali quindi in lotta a salvezza, ci hai detto, e per quanto riguarda questo finale di campionato, la prossima partita? La prossima partita andiamo a Brescia, che oggi ha avuto un risultato veramente strano, ha pareggiato a Bari quando abbiamo giocato la settimana scorsa. Poi si vedrà, comunque sia ogni partita, come tutti sappiamo, potrebbe essere sempre diversa. Noi andiamo per la nostra strada, sappiamo che la partita da vincere era questa o altre comunque sia che lottano come noi per la salvezza. Andiamo sabato a Brescia e vediamo come va e speriamo nel meglio. Grazie mister Marcelli. Prego.